Le immagini si riferiscono alle fasi finali del nuovo campionato Under 13 maschile 3x3 che per quanto riguarda la provincia di Treviso assieme a quella di Belluno si sono tenute a zero branco. Un campionato totalmente nuovo con rete alta, campo piccolo rispetto al 6x6, palla più leggera, battuta libera ed obbligo di far giocare tutti. Il titolo è andato al Volley Treviso, ma i vincitori morali della Kermesse sono i ragazzi ed i dirigenti dell'Albertina, nuova società della provincia che ha organizzato con grande entusiasmo il maxi concentramento finale. Abbiamo dato il nostro meglio, alla finale abbiamo trovato una squadra che sapevamo che aveva esperienza e qualità, quindi noi ci abbiamo provato. Abbiamo organizzato tutto perché fosse un grande evento, quello ci interessava. Non pensavamo di arrivare in finale, quindi siamo già super contenti così. Basta guardare gli spalti, sempre più genitori, sempre più attenzione. Anche l'amministrazione sta facendo del suo. Ci fa molto piacere per la società di casa, l'Albertina, che è nata sostanzialmente 3 anni fa e oggi si gioca la finale. Questo vuol dire che quando si trovano dei buoni tecnici e si vuole fare assolutamente un buon lavoro, alla fine i risultati arrivano. 18 le squadre iscritte al nuovo campionato con tutte e 4 le società partecipanti alla fase finale che accedono in regione. Ritengo un parere così di tecnico che sia più un campionato per ragazzini un po' più piccoli, tipo un under 12. Però l'ultima parola spetta comunque ai ragazzi e i ragazzi mi pare di capire che preferiscono il 6x6. Probabilmente perché noi abbiamo già un gioco un po' più evoluto e il 3x3 è come un po' tornare indietro. Io sinceramente preferisco il 6x6 perché a me piace il gioco di movimento in cui mi piace muovermi nel campo, quindi nel 6x6 c'è più possibilità di muoversi e a me diverte di più sinceramente. Campionato nuovo che ha voluto fortemente la scorsa estate il commissario nazionale italiano Berruto, un campionato che forse va un po' stretto alla provincia di Treviso ma soprattutto al Veneto, ma così non è nel resto d'Italia e perciò è stato imposto questo 3x3 e in più lui ci ha messo la chicca della finale nazionale per ben 42 squadre, cioè 2 per regione, che saranno a Roma nel mese di giugno e questo stimola particolarmente società, atleti ma soprattutto allenatori. In Veneto, in Under 13, si gioca con il 6x6 da almeno 12 anni ed il quesito che tutti si pongono è se effettivamente il 3x3 costituisca un banco di prova appropriato per questa fascia d'età. In tal senso, il Comitato di Treviso ha affrontato in maniera molto seria la questione facendo compilare un questionario a tecnici ed atleti. La cosa positiva di questa formula è che tutti a rotazione devono giocare. Però ci sono alcuni aspetti negativi secondo me, ad esempio il campo piccolo che non aiuta la manualità soprattutto in questa fascia di età e sicuramente la rete alta e il servizio di battuta libero che chi fa il 6x6 sa bene, mi sembra un controsenso. Tornare indietro non so, non mi ha convinto al 100%, non dico che è da bozzare l'idea, però non mi ha convinto ecco, al 100%, motivo per cui appunto, ripeto, forse per un under 12 in cui ci sono altri, non dico meccanismi, però un altro tipo di gioco, ecco, mettiamola così, forse sarebbe un po' più adatto. Secondo me è più adatto a una fascia di età più bassa, tipo sull'Under 12, che passare dal mini volley, che è un 4,5x4,5, a un 6 metri, secondo me didatticamente è migliore. Vedendo anche i miei atleti Under 12 partecipare a questo campionato, si trovano molto meglio.